Al via la seconda corsa dall'Arcoveggio, confronto per cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, 11 al via, 1 Fly to the Moon, 2 Freia di Poggio, 3 Ford S, 4 Fernandel Mic, 5 Fanny Guy TC, 6 Fuerte, seconda linea, 7 Forgido, 8 Favoloso Mark, 9 Furia Capar, 10 Formula 1 GSO, 11 Florri di Poggio. I favori sono per Fuerte, numero 6, Roberto Vecchione in sediolo. Macchina che accelera con Fuerte, velocissimo dalla estremità dello schieramento, va a condurre mentre sbaglia Fernandel Mic e in seconda posizione cerca di rimanere Freia di Poggio, opponendosi a Fanny Guy TC che poi ripiega terzo in corda. Gli altri più discosti. Prende subito vantaggio l'allievo di Roberto Vecchione, Fuerte, che ha completato in 14.6.200 e continua con una ventina di metri di margine dopo 300 metri di gara. In seconda posizione Freia di Poggio davanti a Fanny Guy TC, 400 in 31. E intanto c'è la progressione dalle retrovie di Florri di Poggio che però si getta di galoppo dopo 500 metri di gara. Numero 11 Florri di Poggio. Continua a guidare liberamente Fuerte, 600 in 46,3 nonostante il rallentamento in curva. Mantiene sempre ampio margine sui rivali. Freia di Poggio in seconda posizione, si trascina Fanny Guy TC, all'esterno c'è Furia Capar. Poi più indietro Favoloso Marchi, intanto 1-1-9 per i primi 800. Sul rallentamento del leader numero 5 Fanny Guy TC squalificato a farsi luce. Intanto c'è stato anche l'errore di Fanny Guy TC che era terzo in corda, c'è stata l'avanzata di Furia Capar che avvicina Freia di Poggio quando siamo a 500 dall'arrivo, ma c'è anche il volo in terza corsia di Forgido. Forgido avanza in terza ruota, viene via con decisione sulla curva conclusiva, è ancora in terza però a metà della stessa con Fuerte che continua a guidare. È rientrato intanto agli avversari anche Freia di Poggio, retta d'arrivo con Fuerte che si afferma tranquillamente, secondo posto che finisce a Freia di Poggio che controlla il tentativo di Forgido. 1.15.9 il ragguaglio conclusivo, un minuto appena abbondante a chiudere, 30 gli ultimi 400 metri. Per Roberto Vecchione che con Fuerte ottiene così la seconda vittoria. La prima era stata ottenuta a Roma in Gentleman, questa volta è Roberto Vecchione che la porta al palo. Fuerte in percorso di testa. Roberto Vecchione in salchi, Team Elert per conto della scuderia Zacon Joe.